Il 25% di possibilità di arrivare primi. Presidente, allora i primi playoff dell'era Cestaro, è contento? Sì, sono arrivato qua che abbiamo fatto i playoff, abbiamo fatto la prima partita di playoff in casa perché a quell'epoca era la Marzocco, poi siamo andati a Cremona, mi ricordo, con la Pino Refia dove abbiamo perso lì e poi è iniziata una specie di periodo no, per certi versi. Dopo quei 5 anni e mezzo, non mi ricordo che sia, essere arrivati oggi a quel risultato chiaramente mi riempie di gioia, anche se so, ripeto, che siamo arrivati qua, abbiamo fatto oggi un po' di così, festa a parole e adesso dobbiamo lavorare per ripartire alla grande fra 15 giorni con l'augurio a tutti i tifosi che oggi erano qua e che spero ne vengano di più, si possa portare un risultato importante per Padova. Sicuramente sono tutti, però Sabatini in primis è quello che ha preso i ragazzi da subito dopo quando l'abbiamo ripreso, dicendo, abbiamo fatto un incontro con lui dicendo dove vorremmo arrivare assieme. Lui con i ragazzi ha cambiato un po' il metodo, regime, è stato un po' più incisivo, ha spinto di più e credo che subito abbiano interpretato tutti che solo in quel modo si può arrivare a un risultato. Siamo arrivati qua, quindi grazie a Sabatini e ai ragazzi che hanno saputo interpretare la grande e perché a quell'epoca prima avevamo anche qualcuno in infermeria. Avere la squadra completa ti permette anche di fare più facilmente queste cose. Bravi loro, bravi Sabatini, bravi ragazzi e bravo il pubblico che oggi bisogna ringraziare perché è veramente in tanti. Oggi avete appunto risvegliato la passione calcistica di Padova e non era facile. No, visto il passato dove molte volte chiamati per vari versi non siamo riusciti a farli venire, oggi sono venuti, quindi io spero che sia entrata quella voglia di ritornare a fare quel bel tifo sano, sereno come abbiamo visto oggi, bel tifo. Io mi auguro che appunto fra 15 giorni e poi in futuro si possa avere sempre tanti amici così allo stadio. Grazie. Grazie. Allora, l'ultima volta ha portato molto fortuna, io chiedo a Ivone Franceschi un pronostico sulla prossima partita del Padova ai playoff. Adesso mi prendi un po' sulle ali dell'entusiasmo, insomma, è normale che spero che il Padova vinca, insomma, veniamo da un buon